La protesta dei 1000 vigilanti parte da Padova, guadagnano tra i 700 e i 1100 euro netti e chiedono naturalmente un adeguamento dello stipendio. Il loro contratto nazionale è scaduto, l'allarme lanciato dalla Filcams CGIL che parla di un mancato rinnovo del contratto che rischia di essere un colpo per il settore e far appunto saltare una serie di servizi fondamentali per la comunità. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è giovedì 31 marzo 2022. Io sono Jack Calcetto e la prima notizia del giorno riguarda appunto la protesta dei vigilantes dei servizi di sicurezza e delle guardie giurate. Lavoratori e lavoratrici che hanno in tasca la pistola, hanno importanti responsabilità, corrono molti rischi, ma vengono pagati davvero molto poco. Si parla di una forbice tra i 700 e i 1100 euro netti al mese, stipendi da fame. Quindi la protesta sono oltre 1000 a Padova, gli addetti dei servizi di sicurezza che protestano e chiedono il rinnovo del contratto appunto che è scaduto da tempo. Esiste un problema di retribuzione enorme, spiega Marchida Smoccia della Filcams CGIL di Padova. La rottura del tavolo voluto dalle associazioni datoriali è solo l'ennesimo tentativo di eludere appunto questo problema di retribuzione gravissimo. Parliamo di 1100 euro netti per 40 ore di lavoro settimanali per chi ha la pistola, per chi è armato, con tutti i rischi naturalmente che ciò comporta, e per chi lavora disarmato le cose vanno ancora peggio, spiegano i sindacalisti, perché con 700 euro netti, naturalmente per portare a casa uno stipendio normale che permetta di vivere, di sopravvivere almeno, per non parlare di una vita dignitosa, naturalmente sono necessari una montagna di straordinari e quindi che diventano di fatto una costrizione con tutto quello che ne consegue nel lavoro, nella vita privata e per la stessa salute e sicurezza degli addetti. Questa è la prima notizia di oggi. Proseguiamo con la politica. Il figlio di Andrea Crisanti, Giulio Crisanti, 24enne, si candida a Padova in una lista a sostegno di Sergio Giordani, sindaco attuale del capoluogo euganeo, che si ricandiderà alle elezioni di questo giugno. Crisanti Junior sarà quindi candidato in una delle liste a sostegno di Giordani, coalizione civica. Il padre, il professore Andrea Crisanti, ha già fatto sapere che lo voterà. La notizia sul Gazzettino di oggi in un articolo di Gabriele Pipia e sul Corriere del Veneto anche in un pezzo che in realtà è una sorta di retroscena di Davide Dattino, dove si parla sia del figlio di Crisanti che appunto sosterrà Giordani, ma anche, questa è una notizia diciamo certa, mentre è una possibilità il fatto che la Antonella Viola, la biologa direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Città della Speranza, ecco, lei potrebbe entrare nella lista Giordani, proprio a sostegno quindi sempre dell'attuale sindaco e candidato del centro-sinistra a Padova. Mentre invece il presidente dell'AIFA, il trevigiano Giorgio Palù, già direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Ateneo di Padova, il 19 marzo scorso, durante un aperitivo al Caffè Pedrocchi, ha già esplicitato il suo sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Peghin, appoggiato dal centrodestra, Lega in primis, e appunto principale sfidante di Sergio Giordani alle amministrative. Quindi Palù, Viola e il figlio di Crisanti, duello alle comunali, questo è il titolo del pezzo sul Corriere del Veneto. Ancora la politica, e in questo caso la politica veneta, ironie e minacce, la Z russa agita appunto la politica veneta dal PD alla Lega. La proposta della europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti di perseguire chi usa la Z pro Putin, questa proposta appunto lanciata con un tweet sabato scorso,
Nel frattempo in Veneto insulti sui social, ma soprattutto è stata imbrattata una sede di partito. Nel Padovano, a Cadoneghe, un circolo del Partito Democratico è stato oggetto di un attacco, scritte appunto con la Z apparse fuori dalla sede nella giornata di ieri, la sede appunto del Partito Democratico di Cadoneghe, scritte a bomboletta che hanno imbrattato tutta la cancellata e anche i simboli proprio del Partito Democratico esposti dal circolo. Non è la prima intimidazione ai danni del circolo del Partito Democratico di Cadoneghe, a cui naturalmente va tutta la solidarietà di Sveglia Veneto e la mia personale solidarietà. Un brutto episodio sicuramente ad opera di vigliacchi. Passiamo alla prossima notizia. Nel Vicentino aumenti ingiustificati, denunciati 6 benzinai, praticamente esponevano prezzi inferiori a quelli che poi erano realmente praticati. Sono gli esiti questi dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza in tutta la provincia di Vicenza. 40 distributori oggetto di verifiche appunto della finanza. 6 benzinai sono stati denunciati. Si tratta dei controlli appunto che vengono svolti dalle Fiamme Gialle non solo nei benzinai, possono riguardare anche i supermercati. Infatti i militari della Guardia di Finanza sono già stati anche nei supermercati per verificare appunto gli improvvisi rincari dei prezzi, soprattutto dell'energia naturalmente, ma appunto anche dei generi alimentari e in particolare di quelli di prima necessità, controlli relativi anche all'obbligo di esposizione dei relativi prezzi di vendita e naturalmente l'attenzione anche da parte delle forze dell'ordine su eventuali abusi e speculazioni che possono essere in atto in questo periodo estremamente delicato è molto alta. E questa notizia della denuncia di 6 benzinai appunto è la conferma che in qualche modo qualcuno che ne sta approfittando o almeno ci sta provando, ecco, forse c'è. L'ultima notizia di oggi è una flash, il grande ritorno del Vinitaly, così leggiamo sul Corriere del Veneto. Addio Russia, Cina in bilico, l'obiettivo è il mercato degli Stati Uniti, insomma anche la manifestazione vinicola di Verona si riposiziona da un punto di vista geopolitico, ma soprattutto dopo 2 anni di pandemia ritorna appunto in fiera a Verona. 4.000 aziende da 19 paesi, sarà un'edizione da sold out, dicono gli organizzatori. 17.000 etichette saranno quelle in degustazione distribuite nei 17 padiglioni, o meglio migliaia di etichette in 17 padiglioni. Il Vinitaly appunto torna dopo 2 anni di assenza causati dalla pandemia. L'edizione 2022 sarà la 54esima e si svolgerà come di consueto alla Fiera di Verona dal 10 al 13 aprile. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.